Allora, giù. Scusate, mi scuso già da prima, già dall'inizio. Se questo video non è il solito video divertente, il solito video che parlo di calcio, di calcio per calcio. È un altro video, un altro tipo di video che vi parlerò di ciò che sta succedendo nella mia vita in questo momento. Allora, intanto vi saluto, bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del Mercato, napoletano. Allora, come ho detto all'inizio del video, vi racconto di quello che sta succedendo nella mia vita. Magari alcuni pensano, tu sei maschio, hai 13 anni, stai in fase di sviluppo, quindi stanno cambiando un sacco di cose per te. Ed è vero, a livello fisico, ed è vero, stanno cambiando un sacco di cose per me. Però, guarda qua sto registrando, sì, però non sono qui a farvi la solita morale, a dire come posso spiegare, a dire che sono triste, tutto. È vero, sono triste, il lato peggiore di me sta uscendo fuori, non lo vedete qui nei video, però se magari tra qualche giorno vedete che non ho pubblicato per un video, cioè per un giorno, 2-3 giorni, è per questo motivo. Voglio fare tanti giri di parole e vi assicuro che non è un video clickbait. E praticamente questa ragazza che io mi stavo conoscendo da una settimana e mezza. Praticamente ieri sono venuto a sapere delle cose. Questa ragazza, diciamolo, mi piaceva pure, no? Infatti avevo pensato una canzone per poi dedicarle. La canzone faceva: tengo 2 parole, ti amo di l'amore. Visto, diciamo, era il ritornello di questa canzone. E praticamente sono venuto a sapere delle cose su di lei che, tra virgolette, ci sono rimasto. Sono rimasto tanto. Però non è che sono rimasto tutto il tempo, però sono rimasto un po' di tempo per strammatizzare un po' il video. E non farò nomi, ve l'ho detto, ho saputo queste cose che di questa ragazza non mi sono piaciute tanto. Infatti, per chi mi segue sul mio secondo profilo, Antonio 1926 2026, il principale è Batman Napoletano, però chi mi segue anche sul secondo profilo e ha visto l'ultima storia sa qualcosa di più. Io l'avevo chiesto di uscire ieri, avevo chiesto se aveva da fare questi giorni di festa, ha risposto pure di sì. Però quando le ho proposto di uscire, quando gli ho posto l'invito, spero che si dice così in italiano, gli ho posto l'invito ad uscire, praticamente ha detto no, sono impegnata. E già qua mi sa il fatto che stavo iniziando a puzzare. Stavo dicendo, ma prima dice che è libera, poi dice che non è libera. Chissà. E sono rimasto male, sono arrabbiato, sì, sono arrabbiato per quello che sta succedendo.
e mo ho deciso di chiudere tutti i rapporti con questa persona. Ora nella mia vita normale, non intendo i video, uscirà la parte cattiva di me, quindi per dirlo a tutti i miei amici che sarò freddo sulle risposte che vi darò. Nei video cerco di essere il meno freddo possibile, però ci provo. Devo passare questo momento. Non penso di fare pace con questa ragazza, magari in futuro posso farlo, però in questo momento non voglio farlo, non vedo l'ora che si leva davanti perché facciamo, tra virgolette, frequentiamo lo stesso posto e non posso abbandonare io quel posto, però so che lei e la sua amica probabilmente dopo maggio abbandoneranno quel posto, quindi penso che non vedo l'ora che abbandonino quel posto, perché io non posso abbandonarlo per un fatto mio. Però ragazzi, spero di non avervi annoiato, vi ripeto, non è un video clickbait, però vi chiedo almeno di lasciare un like e di iscrivervi al canale e lasciare pure un bel commento. Ciao ragazzi.